In sas ultimas dies sa giunta Solinas è stata attaccata zomma e cada die e non pezzi da esordevora. Sun batto sas chistiones che allugano sa cuntierra. Sa fusione de sos 3 aeroportos sardos, sos 50 miliones previdios in finanziaria pro si stadio nuovo de su Casteddu, su vravicu de Spidale Novoso e sas operas concordadas chinanas chi sono addasiadas. Fratelli d'Italia è critico che su presidente della Commissione Trasporto della Camera, Salvatore De Ida, ha chiesto in favore della fusione dei aeroportos. Pro su finanziamento a si stadio, truzza tappretosa conferenza de servizios che s'attaffa che su 3 de tribulas. Pro sorbatto rispidale Novos e sempre Fratelli d'Italia in prima linea che in sa coordinadora regionale, sa senadora Antonella Zedda, che annau de essere in pensamento pro su venidore de Subruzzu, che arriscadeva che sa vine de Susantelia. Sì, i settande sostraballo non sanno assicchire sostraballo de manutenzione in si struttura sanitaria più importante della Sardegna. Pro su che per tocca sanas, pro andare dai Casteddu a Tattari, Bicherene, pru de 3 oras e Sintiri si settata s'accabu de tottu sas operas programmadas. Salvatore Quasimodo supra su progetti scientificu, unu cantu piccao de sus indifferentes de Moravia supra sa derrota de sa borghesia pros analisi de su testu. Piero Angela, Oriana Fallaci e s'idea de nazione de Federico Chabot pro su testu narrativu. Una lettera aperta s'ex ministru Bianchi supra sos esamer de maturidade e si setto in su tempur de WhatsApp pro su testu di attualidade. Sos esamer de maturidade sun cuminzaus custu manzanu che in sa prova de italiano, pro prude chimbichentos 30.000 studiantes in tutta Italia, 2.000 chimbichentos in Sardegna partios in battos chentos 3 commissiones. Inugoro puru custu manzanu s'emozione de sor maturandor fin meda e tottur fini settande chimpistichinzu sus titulos. E in meda su una barrosi spantaur da esa straccias, casi settaban sa guerra in Ucraina e sa ricurrenzia literarias. Su pensamento come sprocrasa pro sa secunda prova diversa conforma s'indirizzu de studios. Un esame de maturidade, cust'annu, chi in Sardegna registra sa percentuale plus arte in Italia dei studiantes chi non sono istaus ammitios, 8,2%, 3 puntos in pru de sa Liguria, seconda regione chi in pru bozzaus. Sos trenos a idrogeno hanno arrivare a Sardegna puru, sos primordiandi per essere operativos in Nadale di su 2026. S'azienda regionale de sos trasportos ha dato via libera s'aggiudicazione a su bandu de gara de sos primos trenos a idrogeno, de sos decche destinaus a sos collegamentos ferroviarios intre Salighere e Tattari, Sorso e s'aeroporto de Vertilia. Sul mezzo novor de sa società svizzera Stadler hanno essere longo 50 metros e hanno poter arrivare a 100 km a sora trasportando al massimo 170 persone. Si spesa a essere de 78 milioni di euro de su fondo complementare PNRR. Su progetto prevede finza un impianto di produzione di idrogeno verde su vravico di una tratta ferroviaria nuova, ma Montanas aeroporto Riviera del Corallo, longa belle 7 km. Sostraballos Losanna Zai pubblicaus e Losanna a giudicare cantu prima. Un passo importante cara sa decarbonizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna, conforma a sos obiettivos ambientales stabilios a livello europeo e nazionale. Su percorso de mutamento energetico in Salighere è cominciato una paia chidas che in sos primos battos postalinos elettricos. Dai su 2018 su 2021 ha presentato la declarazione fiscale scubando assistado balanzos pro belle 300.000 euro e non versando 30.000 euro di IVA. Sas indagini della Guardia di Finanza della Tenenza de Arbatax hanno scoperto evasione de sumere di una pizzeria in Ozastra. Esaminando la documentazione delle attività commerciali stessio a campo chi somine va chiesto si scontrino a sos clienti, ma in preande un registratore de cassa non collegao in rete e dunque non trasmettia sos incasso da agenzia de sas entradas chieste un'operazione obricata dai jannaio di 2022. S'azione della Guardia di Finanza de Arbatax est in ambito di su piano del comando provinciale di Nugoro per contrastare sar formas più graver de evasione e frode fiscale. Oggi è 21 de Lampada e sa die internazionale de su yoga. Quest'anno su tema este yoga pros umanidade, che aumenta come intesiat una pratica oramai universale. Sono un'upores a manifestazioni in tutto il mondo per compartire questa pratica che si vesta da su 2014 e estintro sos patrimonio desumanidade desUNESCO. Milioni di persone in tutto il mondo praticano yoga che paris a altre discipline stistau de azudu in sinteri desa pandemia, dando conforto e permettendo di parare fronte a isolamento e a stress.
yogues. Naschiu in India, oggi su yogues praticau in tutto il mondo, dando a persone differenti provvide, edade, caste e zenia sus istrumentos necessarios pro crescere su benessere spirituale, mentale e fisico. In Sardegna puru, medas manifestazioni e sos eventos specializzados in rete e in presenza.